Andiamo a vedere un borgo medievale a Dozza, vicino a Imola. Siamo arrivati al pit stop. E località, sai? No, lo so. Siamo arrivati, sentite? Abbiamo fatto la Dozza. Sono incantato a vedere come il borgo qua è mantenuto benissimo. Sono stati fatti nel 1979. Cioè questi hanno 40 e passa anni. Fai il passo della dimensione. Gli imoliani, che non erano di questa terra. Anche oggi abbiamo finito il nostro giro. Non piangete. Amici follower, Ma soprattutto amici e follower che ci seguite. Oggi 5, anzi oggi 6 maggio, andiamo a farci un bel giretto. Andiamo a vedere un borgo medievale a Dozza, che sarà 2 orette di strada, orette che è di strada. vicino a Imola. esatto, 2 orette di strada, fai il conto con sosta caffettino. Sì, per quella sicura. Come al solito, andiamo a vedere questo borghetto. Come sempre non ci corre dietro nessuno. Fortunatamente abbiamo una bella giornata. Volevamo ringraziare i nostri Sì, amici follower per il sostegno. Iscrivetevi al canale se vi piace, così Siamo- aumentiamo. Siamo ben inviati, quindi ci piace fare sta cosa e vedo che piace anche a voi Sì. guardare i nostri video, perché abbiamo anche molte visualizzazioni Sì, al di là. abbiamo anche tanta gente non iscritta che ci guarda, se si Esatto. vogliono iscrivere ben venga. Adesso partiamo, ci vediamo al primo pit stop. Ok, ciao, Ciao. a dopo. Amici followers, vedete il mio socio davanti con la freccia ancora accesa, perché gli indiani hanno la freccia accesa. Stiamo inoltrando le campagne di Comacchio verso la Romagna, bella città. Le valli di Comacchio, guarda che roba, questo nell'oceano piano. Che roba! Oh, socio, vieni che facciamo una ripresina con il cellulare per dire che siamo arrivati al pit stop. Siamo Che arrivati tipo di strada, diciamo, che in mezzo alle campagne più Ardue. Siamo al Buddha Bar. E località, sai? No, non so. Località in mezzo alla campagna. Vedremo qui, siamo qui. Esatto. E poi in descrizione sul video verrà fuori dove siamo, ovviamente, perché praticamente, sicuro. costui fa i video alla doc. Quindi adesso beviamo il caffettino, dopo riposiamo un po' perché sto collo Sì. è un po'. No, è la moto. devi cambiare. Noi assolutamente no. Va bene, dai. Beviamo il caffettino e poi ci sentiamo, dai. Ok, ciao, a dopo. Ciao. When I close
Amici followers, ma soprattutto Amici. amici follower, siamo arrivati. Sì, siamo Siamo arrivati arrivati a Dozza. a Dozza. Abbiamo parcheggiato. Se sentite? Abbiamo fatto la Dozza, quindi siamo pulitiz. Abbiamo parcheggiato le moto dietro punto ristoro. Adesso andiamo una camminatina. Vediamo com'è. L'hanno decantato anche molto bene. L'hanno decantato, hanno decantato il posto. Mi colpisci sempre di più con questa tua dialettica. Complimenti socio, complimenti. Occhio il tantino, che se no decanti a muso avanti. Ciao. Cosa ci consiglia durante il percorso? Allora, vi consiglio di fare, quando dovete fare una meta, andare da qualche parte, di cercare di farlo con una stradina, anche se vi sembra più lunga, però una stradina, tanti passaggi in mezzo ai paesetti, in mezzo alla natura, perché autostrade, stare lì ai 120 all'ora e sempre dritti non è bello. Quindi vi consigliamo di fare delle strade alternative dove potete vedere anche i paesaggi, anche se sono più lunghe, perché ci abbiamo messo un po' di più dell'autostrada, però... È un paradosso, ma passa prima. Sì, passa prima, esatto, bravissimo. Quindi cerchiamo sempre di fare delle strade alternative. Sono incantato a vedere come il borgo qua è mantenuto benissimo. Una roba strabiliosa, come diciamo sempre noi, no? Luna? Ah no, mezzogiorno, è un quarto, va bene. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Sono estasiato, devo dire, dagli affreschi da questi murales, perché se pensi che questo è un borghetto e non c'è vandalismo, o sarebbero già stati inverniciati, invece questo qua, se avete visto le targhe, sono stati fatti nel 1979, cioè questi hanno 40 e passa anni, 95 questo. Un altro posto bello, dire ai nostri follower, se volete visitarlo, venite volentieri, perché è bello. Qui davanti abbiamo la rocca. Non ci crederete, ma abbiamo trovato questo localino di fronte alla rocca, alle mura, e abbiamo anche un posto riservato per noi. Allora, siamo di fronte alla rocca, quindi Disfruttiamo bene. è tutta bellissima, i prezzi sono buoni e adesso assaggeremo solo il menù e poi faremo come al solito La le recensione. le nostre recensioni e vi sapremo dire nome e cognome delle cameriere, di chi cucina e no, vi sapremo dire come si mangia. Insomma, tanto abbiamo ordinato il primo e un contornino, anche perché poi il ritorno in moto è sempre meglio essere più leggeri. E come non può mancare, socio, il nostro quartino, adesso andremo a versare della casa. Ok, e come fare se non brindare
a questa splendida giornata e al nostro canale YouTube, tal.link. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Prosit! Com'è? Come assaggio buono. Porti un litro per cortesia. Allora, recensione del ristorante. Cosa dire? Intanto il ristorante non aveva i bigliettini da visita, li aveva finiti, però noi abbiamo tenuto, vi facciamo vedere non i milioni che abbiamo speso, ma lo scontrino, la scuderia proprio di fronte alla rocca. Allora, il posto è bellissimo perché, Bello, posto particolare. ragazzi, siamo di fronte proprio alla rocca, quindi si mangia di fronte, come veduta, come posto bello. Poi, diciamo, come mangiare buono, ma non eccelso, una cosa normale, un 6,5, ecco, come mangiare, io direi. Sì. Ha portato fu il dolce che abbiamo mangiato, quel torroncino, Il con le torroncino era mandorle. favoloso. Andiamo in sequenza. Allora, Sì. come prima abbiamo preso dei bigoli, Sì. dei bigoli con il guanciale e del pomodorino DOP con delle grana sopra, bigoli fatti in casa, freschi, quindi questi molto buoni. Piatto non abbondantissimo. Poi Dopo, abbiamo delle mangiato patate al forno, delle patate al forno buone, molto buone. che quando sono andato a sbirciare dentro ho visto che c'erano le patate al forno e ti ho detto proviamo perché erano veramente alla vista sembravano buone e al tatto il gusto Gustarono molto era buone. molto buono. Però la parte più buona di tutte Il dolce. Il dolce, ragazzi, buono, meraviglioso. Abbiamo mangiato sto torroncino con delle mandorle favoloso, dentro, favoloso. semifreddo era Sì, anche. sì. Caffè buoni, però nella media dai 6,5, dai, non è eccesso. Sì. Eh, Comunque bella la veduta, tutto quanto. Sì, e il prezzo accessibile perché abbiamo pagato 20, 23, 24 sì, euro. esatto. Ma un primo, un contorno, dolce e caffè, acqua Acqua e un quarto di vino, Ecco, di fatto. ci sta. Il prezzo ci sta, dai, sì. Quindi se volete Consigliamo. venire consigliamo a mangiare qua. Anche perché si stava anche bene fuori. Sì, fuori caldo, ragazzi, caldo, oggi saranno una trentina di gradi più o meno. E adesso continuiamo a fare il nostro tour. Esatto. A dopo. Ciao. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way. Amici follower, Ma infinitamente soprattutto amici e follower. noi siamo venuti fino a qua, Sì. a Dozza, Sì. contro tutto quello che è successo nei giorni precedenti. Sì. Allora, se voi sapete o avete sentito, c'è stata una forte alluvione da queste parti qua e quindi tanti argini hanno rotto, insomma, ha creato parecchi danni, anche due morti. sì. E ha allagato parecchie zone Esatto. qua della zona. E distrutto strade percorribili, insomma, per arrivare. Fortunatamente noi, non facendo l'autostrada, Esatto. perché vedi paesaggi, vedi cittadine, passi per borghi, per centri, Conosci quindi- gente, conosci un gente? benzinaio. Siamo fermati a fare benzina e il benzinaio lui ci ha detto, mi viene da dire, io ho fatto benzina. No, e quello, non è- quello quello no, un po' quello più su. è più Quello un verso po' più su. Rovigo, quello lì era più verso Rovigo. Questo Allora, è più bolognese. Sì, Socme, no? Sì. Socme, dove state andando? Dico, "Ma stiamo andando a vedere il borgo, state attenti perché ci sono delle strade che sono chiuse. Sono chiuse perché con l'alluvione che c'è stata non vi fa mica passare. Ma che strade sono chiuse? Ah, non vi preoccupate, ve ne accorgete perché non vi fanno passare, vi fanno dei viaggi. Vi chiudono le strade. Ci sono praticamente i carabinieri, la polizia e tutti quanti che chiudono le strade perché sono pericolose, perché gli asini hanno staboccato su queste cose. Poi infatti se guardate su Google Maps ci sono certi punti dove c'è scritto alluvione. Fatalità cambiando il percorso che abbiamo fatto con la moto e abbiamo avuto la fortuna di non essere passati quelle zone là perché altrimenti erano proprio bloccate proprio dall'alluvione. Dovevano farci tornare indietro e riprendere un'altra strada. Sì. Il borghetto
è molto incredibile perché tanti dipinti, tanti murales. Non pensavo così, ma avevano già accennato qualcosa. Sì, anche a me avevano accennato qualcosa, però non pensavo così bellino. Esatto, un bijou, un bombone, veramente bello. Complimenti. Adesso il quarto d'ora, ma è l'orologio questa qui dell'attore del portale che è un po'... del portale. Sì, del portale. Infatti adesso passiamo il portale, adesso ci metteremo in un'altra dimensione. Esatto, stiamo proprio passando in un'altra dimensione. Fai il passo della dimensione. Eccoci, e siamo arrivati da un'altra parte. Che noi sapete che abbiamo questo potere sì. di saltare. Sì, difatti. Quindi adesso andiamo verso le nostre moto. Sì, perché la giornata si è conclusa. Sì. Adesso faremo una tappa, andiamo a Imola a bere il caffè. Diciamo, dai, ci beviamo un caffettino a Imola. E poi andiamo. Ciao cari. Amici followers di qua. Allora, siamo arrivati, c'erano tutte le tavole prenotate e abbiamo detto buongiorno. Il cameriere ha fatto così, non capivamo perché. Ci dice, è occupato tutto, vero? No, scegliete tavolo. Vabbè. Appena arrivati, dopo 2 minuti sono arrivate 3 persone e gli hanno detto no, tutto occupato. Quindi ci hanno riconosciuto anche qua. Sì. È incredibile. Cioè la nostra fama ci precede. La fame che avevamo prima ci precedeva della fama che abbiamo adesso. Quindi, ciao, dopo ragazzi. Ciao a tutti, sono il gatto senza gli stivali. Sono qui perché ho visto Dan e Nick. Iscrivetevi al canale anche voi, Dan.Nick. Mi raccomando. Ciao. Allora, la cosa importante, ragazzi, luci sempre accese, casco bene allacciato e via verso l'infinito e oltre, via. Allora, paesaggio stupendo, come potete vedere, abbiamo fatto dei bei filmati e noi qui possiamo trovare un buco, sì, un buchetto, però quasi a pagamento, Sì. Devi girare per forza a destra, però va là? Per le moto? Dove? A sinistra. Oh, amici follower, eccoci qua. Ora spostati, moto, tac. Siamo arrivati a Imola. Siamo parcheggiati, Siamo parcheggiati, abbiamo messo le moto anche all'ombra. Cosa dire? Andiamo a bere un caffettino, andiamo a dare un'occhiatina qua. Vediamo un attimo qua la rocca qua di esatto. Ma ho gli occhiali storti, socio? No, forse è un effetto così. Un effetto ottico? Ottica, sì. Ottico perché sono gli occhiali. Otticos. Però hai ragione, mi prendo gli occhiali anch'io. Prenditi gli occhiali, perché sai, i gemelli diversi devono avere gli occhiali uguali. Occhiali. Ciao amici, a dopo! Amici follow, abbiamo messo la moto qua, adesso diciamo al signore, mi raccomando, occhio alle nostre 2 moto, grazie. Ma guarda, possiamo andare anche di qua, che c'è un parchetto, vieni. Imola la conosco come le mie tasche. Vedo, che è esperto. Sì. Ci montavo i motori della Ferrari. Ma dove mi hai portato? Questo è un circolo di pensionati, vedi? Giocano a carte, a bocce, sono tutti giovani come noi. Sì, vedo che sono giovani. 102, 103 anni, no, adesso facciamo il giro e usciamo da questo circolo che molto probabilmente ci siamo persi. Vedi? Bello? Vedi che bella musichetta. Siamo al tavolo S1. Allora, siamo ad Imola, alla Rocca. Oggi andiamo a Rocche. Siamo 4 ristoranti. Le Rocche, dove si mangerà meglio? No, siamo qua a bere un caffettino davanti alla Rocca. Casualmente, noi di fronte alla Rocca sempre con la musichetta, il parchetto, meglio di così. Oh, ma che bella sta Rocca. Socio, se mi inquadri là, c'è ancora l'acqua del vecchio fossato del 1600-1400. Perché lei ha fatto una tesi? Non vorrei essere supponente su questa cosa qua, ma ho fatto una tesi di laurea sulla Rocca di Imola. La Rocca di Imola nasce come rocca, che non è la rocca delle paste a brodo. La Rocca nasce come fortificazione per difendere i cittadini di Imola, gli imoliani, che non erano di questa terra, perché gli imoliani erano di un pianeta distante, il pianeta Imulus.
Non lo sapevi? Non lo sapevo. E quindi loro avevano mandato qui in esilio, qui a Imola, e a Imola hanno fatto la rocca per difendersi, soprattutto. Che mentre sono venuti qua hanno costruito la rocca per difendersi dagli attacchi dei barbari e dei normanni che venivano giù dalla Normandia, quindi a nord, e di barbari che venivano giù dalla Barberia, che era quindi a sud. Ragazzi, è storia, cioè, io vi narro queste cose, ma è storia. Bellissima, Dovremmo entrare da quella porta là, vedi? Sì. E quindi facciamo il giro così. Passiamo il ponte che una volta era elevatoio, adesso non si elevatoia più. Stiamo camminando sopra il ponte. Sì. Pensate che immaginate Russell Crowe? No, adesso. Immaginatelo quando faceva il gladiatore. Prima sì. Perché adesso si è il grigliatore. sì, se l'è mangiato il Colosseo, lui se l'è mangiato tutto. Quindi adesso non è più Russell Crowe il gladiatore, ma è il grigliatore. Vedete amici che non dicevo puttanate, la rocca sforzesca di Imola. Vedete? 1261 penso, infatti ci sono sempre in mezzo la chiesa di Roma, le nobili famiglie che hanno costruito questa rocca qua, come dicevo prima, no? Quindi Schiavo e tondo. praticamente non vado neanche a leggervi perché è quello che ho scritto io. Hanno preso le stesse parole della tesi che ho fatto, incredibile. Hanno solo aggiunto Solo le figure. le figure, le foto, sì. Non sto qua a denunciarli per plagio. Sono superiore, lascio perdere. La ragazza ha detto sì che la visita è diciamo Libera. non guidata ma libera e ci vuole 3/4 d'ora per visitare, è tardi, non riusciamo a visitarla. Prezzo onesto. 4 euro, però penso che verremo con le nostre con le nostre donne, no, future, con le donne. in futuro. Ho cambiato un po' i tempi e i soggetti. Vabbè, ma non cambia. Il risultato di addendi cambiano, ma il risultato è sempre quello. Si ritorna. Esatto, torneremo a vedere sto castello qua, sta rocca qua, perché ne vale la pena, amici. Allora, mi stava dicendo che è uno dei più bei viaggi, sempre Cristo qua. Sì. Un'ambulanza. Questo è uno dei più bei viaggi che abbiamo fatto, ma sia come un insieme. Cioè, delle volte ti piace più il viaggio e meno la località, e viceversa. Invece oggi mi è piaciuto parecchio l'insieme. Peccato il tempo, perché secondo me da visitare la rocca di Imola sarebbe stata una bella cosa. Sì, troppo tardi. Però dai, Allora, la rotatoria è girare a destra. va bene Google Maps. Quindi è la prima uscita. Yes. Guarda che sul ponton, dove li avevi su Google Maps, non li abbiamo dato a casa, ma a casa di chi? Ecco, vedete amici, dicevo questa cosa qua, queste stradine qua, ti passa il viaggio meglio che non è andare su una strada dritta ai 120. Sì, destra. E adesso sì, praticamente qua in teoria è la strada che poi ci collega subito alle valli. Spiega poco. Sì, sì, che non mancano tanto le valli, Allora abbiamo imboccato la Romea. Amico, sei un motociclista un po' distratto? Ti sei accorto che c'era l'autovelox dei 70? Stai facendo i 110? Nessun problema. Noi dell'autovelox ti diamo una mano. Come? Semplice. Ti diamo 198 euro di multa, ti arriverà a casa comodamente, tu seduto in divano, la leggerai comodamente. La pagherai? Ma certo che la pagherai. E domani non sarai più distratto. Anzi, ti ricorderai che ci siamo noi, dell'autovelox. Motociclista distratto ancora? Hai fatto un sorpasso con una linea continua? Non ti preoccupare, noi abbiamo le telecamere che ci aiutano a darti una mano. Guarda, telecamere, sorpasso linea continua? 32 km/h? 32 km/h? 28.800 euro di multa. Ma come? Andavo piano? Appunto, andavi troppo piano, amico motociclista. Non ti preoccupare, noi siamo al tuo fianco. Sempre, e mettiamo una mano nella spalla e una nel portafoglio. Amico motociclista. It's almost night time, waiting for the right time. Gotta get
is right, I'm scared to death. Scared of your eyes looking in Amici follower, Ho avuto un roseghino sì. e soprattutto amici e follower, anche oggi abbiamo finito il nostro giro. non piangete, non No. piangete perché non sarà l'ultimo. Ritorneremo ancora. Esatto, non piangete. Ma zanzara qua cominciano le stagioni. zanzare. Allora, ha cominciato come stagione bella, perché già l'altra volta che siamo andati a Asolo, sì, sì. Rosolina e qua qui del terzo. Stagione è cominciata bene, direi. Video belli. Una cosa ci raccomandiamo: iscrivetevi al canale, che è importante. Se vedete i nostri video, non guardateli e basta, iscrivetevi. Non costa niente, Prego, non vi costa prego. niente. Attivate se volete la campanella e se vi piace il video Mettete mi piace, se no basta che vi iscriviate anche. Magari se vedete qualche video che vi piace. Comunque raccontiamo un po' i nostri viaggi, le Sì, storie, sì. le storie delle cittadine. E vi vediamo diciamo un anche attimino- dove andare a mangiare, Ah, magari consigliarvi le qualche- strade, che dopo alla fine sono utili. Comunque, Grazie, grazie di tutto. grazie di tutto. Alla prossima. Al prossimo viaggio. Ciao. Ciao.